Buonasera. Buonasera a te. Buonasera, signora Manuela, signora Zorzi. Grazie. Nella rubrica di Veneto Globo, dialogando con, questa volta abbiamo ospite una gentile signora Manuela Zorzi, laureata in sociologia e con un master sulla psicologia del lavoro nel 2002, mentre lavorava come infermiera professionale a Cortina. Questa una cosa deve essere veramente stata un po' difficile, perché Sì. nel 2003 si è laureata con una tesi di ricerca storia di un'appartenenza giuridica e aspirazioni culturali. Le informazioni raccolte sono state raccolte sulla lingua ladina veneta grazie alla collaborazione con Ciro De Bigontina, un mio amico che da un po' di tempo non vedo, e che era della Unione Ladina dei Ladini d'Ampezzo. L'ha portata in questo tema, l'ha portata a interessarsi dei problemi sostenuti dai territori per far riconoscere la loro identità. Che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire riconoscere l'identità di un territorio? Beh, in questo momento significa innanzitutto ricordarci sempre la storia e quindi sarebbe sempre importante anche alle generazioni attuali ricordarci da dove veniamo per poi poter avere una direzione sul dove andare. Mentre ad oggi purtroppo lo vediamo non solo oggi nel senso nel quotidiano, ma nell'ultimo ventennio si è perso completamente l'approccio storico del territorio. E dove manca la storia, manca appunto un'identità. Identità significa anche direzione, cioè dove andiamo? Se non sappiamo da dove veniamo, e quindi le nostre radici linguistiche, storiche, culturali, è difficile poi che una generazione, parlo anche della mia, che non siamo neanche più Sì. giovanissimi, No, come no? tanto Ancora, meno, sì. tanto meno quella dei nostri ragazzi, possono avere una direzione. E infatti da lì si vede quello che è lo spopolamento del territorio, dove non hai radice non rimani, no? Si può Certo. andare a viaggiare, io ho avuto la fortuna, il piacere di viaggiare sia per studio sia per piacere, ma si torna poi a casa, se si ha una radice solida, e si possono portare competenze acquisite e anche in modi appunto nella visione un po' più completa del mondo, no? E un interesse nel territorio stesso. Esatto, quindi come appunto ho potuto fare io, se non altro anche per studiare, no? Sappiamo che purtroppo sul nostro territorio, se vogliamo proprio vedere la provincia di Belluno, mancano le facoltà universitarie, manca la possibilità di approfondire alcuni studi. Io ho dovuto andare addirittura ad Urbino, cioè proprio fuori dal mondo. Una bella città però, Meravigliosa, meravigliosa. meravigliosa, con una cultura e poi cosmopolita, proprio perché Certo, come tutte le certo. città universitarie porta ricchezza culturale. Dopo sono rientrata nel nostro territorio e qui ho trovato marito, ho ad oggi ex, ho Sì. fatto i figli e ho l'attività. E per me è Ecco, importantissimo che ci ricordiamo che se non investiamo noi, quindi sia va bene a livello culturale, ma anche a livello proprio di metterci le nostre competenze sul territorio, è poi difficile che i giovani certamente. rimangano. Sì, ascolti, come ha iniziato la sua carriera di imprenditrice? È stato un insieme di vicissitudini, diciamo che forse è vero che il caso non esiste. Mi avevano contattato per gestire la vecchia, non so se ci ricordiamo, Dolomiti Service, rimasta non famosissima per quello che poi è capitato purtroppo alla vecchia società, dove io ero responsabile di area qui nella Bellunese. Quando poi la società vecchia è andata in fallimento, con quello che è stato anche tutto lo strascico procedurale in tribunale, non me la sono sentita di lasciare a casa le persone che avevo selezionato, formato e seguito. Il committente all'epoca era l'Enel, il famoso Enel Energia, con l'apertura del Sì. mercato libero, avevano visto in noi una grossa potenzialità e da lì mi sono buttata nell'avventura imprenditoriale, ma è stato proprio figlia del caso. Ecco, non mi Cosa sono... aveva sede nella vecchia Complexis? Sì, dove c'è la curva del Cavallino, a Pieve di Sì, sì, Cadore. esatto, Esatto. sì.
Noi poi abbiamo cambiato proprio sede, ci siamo spostati per 9 anni in centro a Pieve di Cadore, eravamo sopra il Belvedere, per capirci, Sì, dove c'è la sì. zona, c'era anche i sindacati di fianco a noi una Sì, sì, volta. dove una volta c'era l'albergo Belvedere. Esattamente, poi anche lì siamo stati portati da vicissitudini più o meno fortunati, non a caso noi ci chiamiamo Phoenix, no? La Phoenix Sì, rinasce, rinasce non sempre. muore, Sì, sì, sì. perde le piume, però poi si rialza. Abbiamo avuto grosse vicissitudini, ho avuto anche un cambio di compagine sociale, ma diciamo che abbiamo tenuto duro. Io caratterialmente non sono facilissima. Sì, sì. Però E dove lavorate adesso? adesso abbiamo ridotto la forza vendita su Belluno, siamo spostati a Lozzo. Abbiamo dovuto chiedere Sì, la sede importante di Pieve appunto per non... abbiamo un po' ammortizzato il colpo, però abbiamo riaperto a Lozzo, adesso siamo sì. ormai da 1 anno e mezzo lì e ho aperto un'altra piccola sede in provincia di Udine. Quindi adesso siamo allocati un po' sulla provincia di Belluno e un po' sulla provincia di Udine. Siamo riusciti a mantenere non solo la forza vendita, ma anzi in questo momento di disgrazie, di brutte notizie, portiamo un po' di luce, insomma, abbiamo aumentato la forza vendite, abbiamo i consulenti, abbiamo solo donne, Ok, quindi anche atipici anche in questo, in un mondo molto guardi, maschile. le dico che io a 16 anni sono arrivato alla Telve a Pieve, Ecco. dove c'erano 46 donne, eravamo in 3 uomini. Ecco, quasi come da Co- noi. come- Noi siamo in 20, abbiamo 3 ragazzi, sì, 2 giovanissimi, un giovanotto, e ce li coccoliamo, sono un po' i nostri sì, sì. ammortizzatori sociali, perché lavorare con le donne è molto difficile, lo dico. No, non è difficile, bisogna solo fare quello che vogliono loro. Quindi è difficile. No, no, ma io avevo l'incarico di andare la mattina a aprire il Sì, riscaldamento, per fare in ecco. modo che fossero al caldo, e io ho imparato una cosa, che per una donna non serve sia caldo, basta che sia il termosifone caldo. Eh, esatto, perché poi ci Il appoggiamo. resto non conta, il resto non conta. Esatto, l'importante è noi siamo Sì, animali molto freddolosi, quindi ci sì, sì, sta, sì, sì. ci sta, ci Sì. sta. E adesso come va l'attività? In questo momento, devo essere sincera, purtroppo per la contingenza Covid va molto bene, perché Sì, noi andiamo a coprire quello che sono i servizi del customer care, quindi nel momento in cui c'è lo smart work, non è sì, facile per le aziende poter gestire il servizio gestione del cliente da casa. Noi la nostra tecnologia ce lo permette, anche noi abbiamo avuto tutti gli operatori in smart work durante il lockdown. Ad oggi, per fortuna, non abbiamo mai avuto problemi, nessuno dei nostri operatori ha avuto grossi problemi, anzi ad oggi possiamo dire di aver avuto un unico caso positivo venendo dal Comelico, ma da marzo, veramente da febbraio ad oggi siamo riusciti a gestire tutto nella massima tranquillità e beh, siete sicurezza. fortunati e complimenti anche. Siamo riusciti con grossi sforzi a mettere tutti Sì, sì, al sì, lavoro da casa, con la sì, sì. tecnologia ci ha permesso questo, abbiamo fatto a suo tempo un grosso investimento tecnologico, però devo essere sincera, ad oggi ho richiesto ai ragazzi chi voleva tornare in smart work, visto anche la necessità, possibilità, le persone non hanno colto subito questa cosa. Non è facile lavorare da casa, è più stressante, per Perché è troppo alcuni. dispersivo e Sì, e c'è poi troppa facilità di come si può, di distrazione. distrazione. Sì, Sì. poi io ho tutto mamme, cioè tutto donne, mamme, e se il lockdown significa avere i figli a casa, i figli a casa e il lavoro a casa diventa un carico di stress. Io l'ho vissuto, c'è stato un momento veramente che ho detto, signori, mi faccio ricoverare, perché chiusi in casa, a lavorare a casa, con i figli a casa, diventa veramente molto stressante, non Certo, è certo. semplice, No, no, perché ha se uno ragione di questo. vive in casa da solo, con le sue Sì, babbucce, il suo lavoro, le sì, sue sì. cose,
Secondo sì. me poi gli manca la parte sociale del Sì, lavoro. beh, sì, beh, ma questo è un altro lato E quindi ecco, della situazione, sì, sì. quindi insomma, Specialmente nei nostri paesi, se sì. non c'è il bar dove poter andare a fare due Due chiacchiere, chiacchiere la mattina. siamo veramente come sulla cima di una montagna. Esatto, perché già non Ecco. c'è la possibilità di grandi assemblamenti, se No, ci no, no, manca anche il certo. caffè la mattina e la chiacchiera con il vicino Sì. diventa drammatico, ecco. Lei che ha fatto questa sua esperienza anche proprio nella ricerca dell'identità, lo studio dell'identità, è diventata una decisa autonomista. Perché? Ah sì, Perché? perché beh, innanzitutto senza nulla togliere agli amici italiani, proprio per radici, noi come Veneti, per non parlare dell'alta provincia di Belluno, abbiamo ben poco da spartire con il resto delle regioni d'Italia, ma questo non deve essere visto come un rifiuto all'identità degli altri, anzi. Io sarei per la ricchezza, ogni regione porta in sé una ricchezza, ogni regione porta in sé una storia. Non dobbiamo dimenticarci che prima del 1860 eravamo proprio popolini, ognuno per il conto suo. Noi poi con la nostra dominazione austriaca, che quando Napoleone ci ha regalato, tanto di più ci siamo scostati da questa cosa. Il Veneto è sempre stato indipendente, la Serenissima ha una storia plurimillenaria. Io, come lei ben sa, mi sono battuta anche alle ultime elezioni con il nostro piccolo partito, il piccolo partito di nicchia della Repubblica Veneta Autonoma, e abbiamo raccolto in percentuale non tantissimi voti, ma il presidente Zaia spero non si dimentichi di portare Di questa avanti il sua opportunità. progetto. Sì, Sì, lo sì, vediamo anche ad oggi, no? sì, sì. Se posso dire a mia, Conte ha diviso adesso le regioni in varie zone, no? I vari In colori. vari colori, in varie zone. E da un lato tutti criticano questa scelta, ma forse per una volta si vede il particolarismo delle regioni. Anche in questo momento, con quello che è l'epidemia del Covid, si vede ma non chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, si vedono le diversità, anche lì. Quindi noi dobbiamo valorizzare le nostre diversità e trovare la potenzialità nella nostra diversità. Questo vale per il Veneto, vale anche per i nostri amici siciliani. Non dobbiamo perdere le nostre radici. Questa omologazione a me non piace. Non piace perché se fosse collegata a una storia, a una radicalizzazione anche proprio di quello che è il pensiero regionale, a me piacerebbe. Siamo un'Italia unita, indivisibile, Sì, sì, ma ogni regione deve portare la propria identità gastronomica, culturale, linguistica. certo. Se non lo facciamo, diventa sempre più difficile tutelare quello che saranno poi Guardi, una le cosa, nostre ragioni. un particolare. Tutti quanti non si ricordano molto male del presidente Monti quando è stato presidente del Consiglio. Però quel presidente del Consiglio, una delle prime cose sagge che fa, dico prima, poi non so quanti ne abbia Forse è fatti, l'unica. non lo so, può darsi, ha firmato la convenzione per le lingue minoritarie, convenzione europea per le lingue minoritarie collegate alla 482. Esatto. Era una legge, una convenzione ferma da 3 anni e lui è arrivato e in ottobre di quell'anno che era lui l'ha firmata e ha dato valore alla 482, quello che Sì, diceva lei, sì. all'identità delle Anche zone, non linguistica. solamente quella ladina come siamo noi, No, ma no. alle 12 zone Sì, italiane, lingue minoritarie, sì. ha dato valenza europea. Ecco, Sì. perciò va in quel Però, senso là. però poi disatteso dalle istituzioni. Ad esempio, a me piace portare l'esempio del Friuli Venezia Giulia, no? Che hanno un gradino in più di autonomia di noi. Io ho il Sì, compagno attualmente lì e ho un figlio, il suo figlio all'età delle mie, quindi sì, quando sono a casa vedo cosa studiano, cosa sfrazzano sì. sui libri e loro dedicano finalmente quello che a me piacerebbe fare da noi e appunto in tutte le regioni, un'ora, due alla settimana, poche, tante, però all'identità linguistica, studiano il friulano, che Sì, è una sì. lingua
no? certo. Come noi avremo il nostro ladino, il toscano, la sua ancora, che poi è la patria della lingua italiana, e via dicendo. Perché non farlo in tutte le scuole italiane? Non dico mica di esautorare altre materie importanti, ma cosa sarà mai uno alla settimana? Ma Studiamo sa il che cos'è? francese, Io posso l'inglese, dire, studiamo posso mille darle una lingue. spiegazione su questo, posso darle una spiegazione. La 482 consente che in tutto il Cadore, tutta la zona lavina che va da Ceggia, come si chiama, da Trieste, da Muggia Sì, fino all'Adige, sì, c'è, no scusi, al Passo San al Passo Pellegrino, San perché dall'altra Pellegrino. parte considerano etnia, perché è tutta un'altra cosa. Sì, C'è la possibilità di avere nelle scuole inferiori, diciamo asilo sì. e scuola Quella primaria, elementare, sì. delle lezioni di ladino. Esatto, Purtroppo ogni paese di 200 abitanti ha un ladino differente e esatto. questa è la difficoltà. Esatto, esatto, ma lo sappiamo, basta vedere i nostri dialetti locali, Sì, 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 però appunto. creare una lingua simile, cioè appunto il ladino, ok, e insegnarlo come il friulano viene insegnato nelle scuole, a parte che loro, a differenza nostra, lo tengono anche tanto in famiglia. Cioè io mi rendo conto che mia madre mi parlava poco il dialetto e io non parlo assolutamente il dialetto con i miei figli, e questa è una pecca, ma perché non lo conoscevo bene io e quindi non riesco a insegnarlo più ai miei figli. No, E anche questa... perché le maestre una volta, se scrivevi una parola in dialetto o in ladino, ti mettevano il te segno la blu. bacchettava. Sì. Esatto. Ecco questo. No, io ho fatto un passetto in avanti. Io ho fatto un passetto in avanti. Ho scritto una guida review Cai e Valle e l'ho Bello. fatta in italiano e in ladino e l'ho inserita nelle scuole elementari dal 2013 al 2016 e ho venduto anche 2000 copie in più e più anche. Mi sarebbe Però piaciuto è averla. l'unica forma, sì, la farò Ah, avere me la una farà copia. avere perché è una cosa che sicuramente Ecco, guarderò sì, sì. con Io mi ero attenzione. stufato di vendere i libri testo a fronte in inglese, in russo, in spagnolo e Sì, così. e Io l'ho basta. fatto in italiano, in ladino, l'ho fatto in italiano. Bellissima cosa. Ma mia Ecco, madre, da qualche parte che è di Domezze, tiene ancora gelosamente conservato un testo che era uscito appunto 20 anni fa, con un glossario di parole, proprio anche lì quello un glossario, dialetto di Domegge e di italiano. di Tony Koff e E, Marcolin. bravissimo. E ogni Vedi? tanto io me lo spulcio per riassaporare parole che nella mia infanzia erano ancora di valore comune. Adesso se io dico queste parole ai miei figli mi guardano come fossi una matta, Sarebbe da fare perché una ristampa di quello sì, sì, ma proprio fatta bene e darlo, come ha detto lei, alle scuole, in alle modo che i scuole. nostri figli almeno lo guardino con curiosità e ce l'avessimo tutti nelle Sì, nostre sì. case, insomma. Adesso ci avviciniamo alla fine Certo, dell'incontro. Volevo solo una domanda, farle sì. una domanda. Secondo lei, come promuoverebbe la provincia di Belluno nel marketing? Nel marketing, questa è una gran bella domanda. Beh, innanzitutto ci sarebbe quel bellissimo progetto che poi adesso non vorrei sfondare un'altra lancia, ma che avevamo portato anche a livello politico, di avere un web marketing. Ormai l'informazione e la pubblicità viaggiano sulla rete. Ok? Si era creato anche quel progetto, anche un po' italiano, no? Di avere sulla rete la visibilità di un territorio. Noi, tanto più come Belluno, dobbiamo puntare a questo. Perché? Perché il turista, la persona che vuole conoscere il nostro territorio, viaggia da là. Si vede anche sui social, no? Io ho visto anche dei piccoli gruppi dolomitici, la provincia di Belluno, e tanto viene usato proprio il social per chiedere se vengo da voi, dove posso andare, dove posso alloggiare. Quindi sicuramente creare una piattaforma, ma con una regia regionale, no? Quindi Sì, una regia non nazionale, proprio provinciale, dove sì, da lì io so che se vengo in provincia di Belluno, entro in quel portale, entro in questo strumento, che io venga dalla Bulgaria, dall'America, da Venezia, so che cosa faranno nella piazza di Pieve domani pomeriggio, la sagra delle rane di Valesella, dove andare a dormire, dove trovare un appoggio anche della Proloco se voglio poter strutturare una certo, vacanza anche di 2 giorni, perché ormai certo. è tutto mordi e fuggi.
le vacanze di una volta dove venivano sui veneziani 2 mesi l'anno, ce le dobbiamo dimenticare. Però Sì. dobbiamo cercare anche qui le famiglie. Vengo qui con un bambino. Io sono domande che ho visto proprio sui Sì, social, sì, no? sì, E poi ci sì. scatenavamo a Sì, sì. rispondere, cioè l'agole, la piscina, il rifugio. Bisogna creare una regia, in modo che chi viene qui su questo territorio, che avrebbe milioni di cose da vedere e da fare, trovi un interlocutore preparato. Questa Sa qual è il segreto? mi Sa dica. qual è il segreto? Tagliare i campanili. Tagliare i campanili, questa me la deve spiegare. No, no, il discorso che ogni paese Ah, i mantiene il suo campanilismi. Ah, il campanile, campanilismo. Ah, eh questo sì, è... Io guardi, penso quello che sia la sarebbe l'unica morte. strada, Sì, la morte del nostro territorio è quella. è Se quella. noi andiamo di là in provincia di Trento e di Bolzano, dove io posso dire sinceramente passo le vacanze, mi dispiace, ma lo devo dire, se io vado di là, mi portano in albergo un manualetto, non so se lei le è mai capitato di vedere, che Sì, da sì, noi sì, non guardi, esiste, dove io posso sapere il giovedì cosa fanno nel comune di fianco, nella provincia, perché loro fanno rete, ma appunto torniamo, si ricordi al punto principale, hanno identità. Cioè il loro certo, territorio certo. è sacro e quindi loro sanno che se un turista viene lì deve poter girare negli 80 chilometri intorno. Ascolti, io adesso la interrompo perché dobbiamo salutarci, il tempo stringe, però Assolutamente. ci dovremo incontrare proprio su questo argomento qua. Quando Io sono vuole. dispostissimo a ritrattarlo fra una settimana, 10 giorni, quello che vuole. Quando vuole. Intanto la ringrazio per quello che ci ha detto, è stato un incontro bellissimo Grazie a e lei per spero la che visibilità. piacerà anche agli ascoltatori. Ce lo E auguriamo. grazie a Veneto Globe che ci ha consentito di farlo e che ce lo metterà in onda da domani, presumo.